Ok ragazzi, benvenuti al mio let's play. Allora, intanto spero di essere alla parte giusta, nel momento giusto, io dico. Per dirci dico. Bla bla bla, insomma nemici ovunque, bla bla. Ma perché non sono saltato? Proprio il senso. Questo è uno dei nemici più detestabili che voi potete detestare. Allora, vedete quanto è andato in alto? È andato in alto più in alto di questo punto. Se la testa arriva fino a qua e per Luigi si arriva oltre per Mario. Allora, battaglia odiosa per via sua forza. Vuole avere Gombella. Esiste un gioco che si chiama Paper Mario il portale millenario, dove c'è Gombella che ti dà suggerimenti e che usa una tecnica chiamata enciclopedia per studiare i nemici e sapere tutte le varie cose. E io vorrei sapere i pipì di questo elastro piranha. Elastro. Man. Beh, almeno questi non sono detestabili. Però quell'elastro e quel piranha che si allunga non è tanto ha tanti PV, devo dire che è una grande difesa. E in più devo proprio ammetterlo, ma addirittura col filo di fuoco non riuscirete mai a ucciderlo. E questo è vero. Ne date solo uno di danno. Insomma, la battaglia a coppia riesce a ucciderlo, io dico. Ci sono blocchi, uno con la moneta e uno con hammer. Mi darò un'occhiatina. Diamo un'occhiatina a quei cosi. Allora. Lasciamo stare. In fondo li fa intanto indebolire e questo non è giusto. Assomiglia cosa è Italia quel pezzo? Ma quasi mi incazzerei se visto che c'è quello. No, mi incazzo di brutto. Ah! Cioè facciamo così. Allora. E vai. 45 PV. Dovrei aumentare più l'attacco ai Baby Mario se voglio batterlo più velocemente. 45 PV, oh ragazzi. Ha voglia sempre, a meno che sia proprio 45 PV. Perché a volte puoi superare i suoi PV e subire più danni e non capire quanti sono i suoi esatti PV. Capite? No!
quanto pare guardare lo schermo della videocamera di mio padre, dell'iPhone di mio padre, non mi risulta niente, mi risulta gravi sbagli, io dico. l'UFO verso la Build Factory. Come si chiamava? Il laboratorio italiano. Ho sbagliato, fanculo. Questa volta è il momento 13. Preso 21 24 PV. Ora è il momento di un guscio verde. Ecco fatto, morto. Allora, voglio finire subito questa lotta al più presto. A Back, Green, che io prendevo green per grigio, ma è grey. Ma che... Bene. Siamo già a 7 minuti. Siamo lì che faccio un po' più di corsa. Ah! Raga. Ok, muoviti. Che ho solo 7 minuti. No, più di 7 minuti e non è tanto 7 minuti, dico. Aspetta, no, la spilla è più inutile. Ehi, quella spilla, se non sbaglio, è utile solo agli idioti che fuggono sempre. E non di certo io. Allora, intanto non lo voglio sfidare. Beh, lo sfiderò. Beh, lo sfiderò lo stesso. Aspettate. Prima vi faccio un paio di cose. Allora, fate un salto doppio. A, X, Y, X, B e A. È fatto. Ecco fatto. Allora, ne abbiamo aperta una di mano. Ce ne mancano un'altra e abbiamo finito. E vai. Devo fare assolutamente veloce. Idea! Una bombarda. Ce la devo fare. Ma solo 20. Che sfiga. Io dico che sfiga. Ora proverò con l'altro. Idiota della serata. X, B, O, cacchio. Quanto sono scemo. Da un bel po' che non faccio una bombata. Addirittura prima le facevo così bene e ora le faccio da idiota. Vorrei fare per lunga al limite. Solo che non capisco bene niente. Va bene, è finita. Ah, non solo. Fantasticoso. Me le commento la difesa. 6.
pazienza. Siamo tutta la compagnia a livello 6, fantastico. Sì, ma muoviamoci per favore. Ecco. Sì, ho solo altri 5 minuti, credo. Lascerò un pace con i nemici e tornerai indietro e proseguirò. Senza beccare i nemici, quelli farò fuori parte, almeno per... Purtroppo il destino mi ha chiamato lui. Ci scappiamo. È un double pack che non faccio fughe, giuro. Altri 4 minuti. Che sfiga. Ma... Ok. Bene. Ora proseguiremo. Tolgo una scheda perché l'ho fatto. Per fare una piccola scorciatoia. Sono un idiota a fare... Beh, insomma, quelli... Bene, altri 2 minuti. Vattene. Bene, ora proseguiamo. Ma... No! Ho perso la mia moneta da 100. Che cazzo. Non ho avuto idea. Ok. Ok. Una super app che si chiama Fungovita, che dà tutta l'energia. Per esempio, se hai 9957, beh, si arriva a 999. Beh, ed è facile recuperarli? Allora usa questo tipo di fungo. Beh, si chiama Fungovita e l'altro app Marsup si chiama fungo cura. Oh, la cicca. Beh, basta, terminata. Allora, intanto li carichiamo ai piccoli, anche se in realtà non serve. Io dico. Potrò dare una spalla a tutti, pazienza. Questa testa serve per la fuga migliore. Per perdere le poche monete. Ok, vi saluto, il tempo ormai è finito. Vi saluto alla prossima parte, spero che questa parte sia piaciuta. Bla 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 bla. Ciao. E alla prossima parte.
Ma io già tempo, ciao.